eccoci arrivati alle colonne di Carloforte, o quel che. È rimasto, perché è rimasta una sola in piedi, ce n'è un'altra, si vede soltanto la base, perché nel 2013... A seguito di una mareggiata purtroppo è venuta a crollata. mancare. Ma siamo qui per raccontarvi qualche storia e ce ne sarebbero ci piacciono due. le leggende, quindi stavolta due, esatto. La prima parla di una punizione divina, quindi c'erano dei marinai che avevano commesso degli errori che non conosciamo E le e divinità, quindi li hanno trasformati in roccia. secondo un'altra ipotesi invece, San Pietro Apostolo, per difendere la costa, aveva trasformato in pietra due mostri marini. Quindi- E insomma, questo è il risultato. Oggi lei è ancora lì, speriamo per lungo tempo. Per proteggere la costa.